Va ora in onda Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. Andrea, a te la linea. Grazie, eccoci qua, grazie Andrea. Oggi, direi che la canzone che è appena passata, Sapore di mare, è una delle canzoni più gettonate nella storia umana, è cantata da Paoli ma anche da altri con interpretazione tutta originale, fa un po' da sigla reale della trasmissione di oggi perché parliamo tra le altre cose anche di vacanze. Però prima affronteremo un must folclorico di questo periodo, che è dato proprio dal Palio di Siena. Il Palio di Siena ha una sua consistenza mediatica enorme, è attesissimo sia nelle due versioni del 2 luglio, domani, sia nella versione poi del Ferragosto dell'Assunta, il Palio dell'Assunta, che richiama ancora più gente per motivi di affollamento turistico. Ma appunto l'argomento turismo è un argomento all'ordine del giorno di oggi perché è cambiato tantissimo dai tempi in cui personalmente ero ancora fanciullo, e si è trasformato in una maniera che adesso vedremo in che misura. Certamente val bene parlarne proprio in cultura popolare, perché in fondo, se ci pensate bene, il turismo, specie come viene fatto in Italia, è una forma di cultura popolare, di apprendimento di vita e di conoscenze varie, che avviene secondo le diverse fasce di età, appunto, dell'utenza che lo esercita. Poi per i santi del mese vorrei parlarvi del beato, non ancora santo evidentemente, beato Antonio Rosmini, ma di quanto sia stato importante per la cultura federalistica, non solo per quella teologica. Non tutti sanno che lui ha scritto un libro di magistrale importanza anche per il leghismo, cioè nel senso che il leghismo lo utilizza come sua fonte, sua radice, e si intitola Scritti politici. E poi l'altra è Santa Maria Maddalena, che non finisce mai di stupirci per tantissimi motivi, il 22 luglio. Rosmini è oggi, il 1 luglio, perché morì a Stresa, pensate un po', non nella sua terra originaria che era il Trentino, ma a Stresa, dove esiste ancora l'istituto rosminiano. Nella seconda parte intervista al caro collega e amico Paolo Gulisano, questa volta su un libro che lui ha proposto nel suo sito, ma che indubbiamente anch'io sto leggendo, è davvero molto interessante. Elisabetta Sala, una docente di letteratura inglese, che ha scritto un libro su, diciamo così, il nord Italia alpino e padano degli anni 60-70, Figli di ieri, ecco, che andremo a scoprire grazie proprio a questo Virgilio che abbiamo a disposizione, appunto, Paolo Gulisano. Allora, il Palio di Siena. Non esiste performance, manifestazione, diciamo struttura semiteatrale, conosciuto in tutto il mondo, di tale fortuna, bellezza, fascino e a sfondo sportivo come il Palio di Siena. Ovviamente batte il Palio di Asti, il Palio di Legnano e tutti i numerosissimi pali a sfondo medievale che comunque io vi raccomando, che si tengono in Umbria e in Toscana. Sono tutti bellissimi in varie stagioni, comunque chiaro da aprile-maggio fino a settembre-ottobre, e quindi approfittatene per chi riesce a raggiungere cittadine come Arezzo, Foligno. In ogni caso il Palio di Siena è famosissimo in tutto il mondo e ci viene propinato con una sorta di tempismo sempre perfetto la sera dell'Assunta, il 15 agosto, mentre noi siamo in una condizione organica molto particolare, stiamo finendo di consumare
quanto appunto iniziato a mezzogiorno, alle 1, alle 2 e poi naturalmente proseguito in altra forma durante una giornata di festa come quello del Ferragosto. Ma il Palio di Siena è innanzitutto sport, abbiamo detto, tantissimi campioni del cavallo, appunto Fantini, hanno indossato le vesti di rispettivi colori di quartiere, quindi colore di porzioni di città di Siena, che appunto adesso non stiamo ad elencare, hanno vinto volta per volta queste manifestazioni, sia quella del 2, che avremo modo di vedere anche domani, e quella dell'Assunta. In pratica, in Piazza del Campo, che è una piazza relativamente piccola, indubbiamente affascinante, indubbiamente di una sottile malia, come aveva sottolineato anche in una sua trasmissione Giacobbo, in una trasmissione di Freedom, qualche anno fa, facendocela vedere da tutti i punti di vista. In questa piccola piazza, in senso circolare, ovvio, avviene nel giro di pochissimi minuti un evento in grado di straziare i cuori, di far mandare fuori di cotenna, come si dice volgarmente in un italiano parlato non bellissimo ma sicuramente significativo, quelli che sono lì dei vari quartieri di Siena, delle varie squadre, a tifare ovviamente il proprio cavallo e il proprio fantino. E succede l'impossibile, a volte purtroppo bisogna riconoscerlo, ed è proprio tipico del Palio di Siena, anche episodi di violenza e di morte. È accaduto, ferimento, sia dei cavalli che dei fantini. Ma tutto questo fa parte di questa corrida all'italiana. L'Italia non ama la corsa dei tori come avviene in Spagna, in particolare fra qualche giorno a Pamplona, no? Dove sapete in maniera entusiasmante lungo le vie cittadine vengono lasciati liberi questi tori e inseguiti da giovani che sadomaso, che vogliono farsi del male, vogliono finalmente conoscere l'ebbrezza del ferimento. Ma è tutto l'insieme del mondo delle corride spagnole, sul quale si è molto discusso negli ultimi 50 anni, no? Qualcuno le vuole far abolire, qualche animalista, ma non c'è una sensibilità, c'è un braccio di ferro fra due sensibilità ovviamente, e non vi dico la mia idea, ve la risparmio, ma l'Italia da questo punto di vista è molto diversa, appunto perché non sosterrebbe per tradizione, per vocazione, per empatia qualcosa così di sanguinario come le corride nelle arene spagnole, ma qualcosa che anche lontanamente si assomiglia è proprio il Palio, dove effettivamente trasuda l'animalità dei cavalli, a volte imbizzarriti in una situazione di fortissima tensione, e soprattutto ricorderete quelli appunto che hanno assistito magari in piena vacanza appunto alla diretta del Palio dell'Assunta, ricorderete appunto che c'è uno start, c'è una partenza fasulla, falsa, che si ripete 2, 3, 4, 5 volte prima che la corsa abbia una normale attuazione, diciamo. E la folla straborda sia all'interno del campo, di Piazza del Campo, sia all'esterno sulla Torre del Mangia e sui palazzi appunto che circondano meravigliosamente la piazza e che fanno tifo sempre e comunque a favore di qualcuno. In quel momento si scatena l'Italia più animalesca, l'Italia che vuole vincere pur pagando un prezzo, disposto a pagare anche un prezzo di violenza e di morte. Così è l'animo umano. Non è bellissimo vederlo in chiave di ammirazione da questo punto di vista, tenuto conto ovviamente che comunque i rischi non vanno oltre una certa misura.
Però se pensiamo che quello che succede in altri luoghi del mondo, lo K Corral negli States, pensiamo a quello che succede in zone anche dell'Oriente particolare, la Mongolia, eccetera, eccetera, noi dovremo pur accettare un margine di animalità che sussiste, resiste nell'essere umano nonostante tutto. Personalmente, ripeto, non solo non ho mai assistito a nessuna corrida, ma non ho mai assistito al Palio di Siena per tantissimi motivi. Ho visitato Siena e ho avuto modo appunto di goderne le bellezze. Tra l'altro qualche anno fa accadde pure un fatto poco piacevole, cadde un cornicione da un terrazzo senese e qualcuno ci lasciò la pelle. Certamente in questi contesti di forte tifo, tensione, di euforia e di eccitazione può davvero effettivamente succedere di tutto. Poi ci siamo ripagati sempre con la vista dei colori bellissimi. Qualche giorno fa parlavamo del Palio di Legnano, dove ha vinto Legnarello, è il nostro Palio lombardo che ovviamente meriterebbe maggiore attenzione, ma anche e soprattutto al Palio di Siena c'è una tale diorama di colori, tale panorama fastoso di colori da rimanere davvero molto ma molto impressionati. I colori, certo, perché l'occhio umano vuole sempre paragonare in forma forte il rosso col giallo, col verde, col blu, in maniera continua, perché come insegnava Benedetto Croce nella sua stupenda opera estetica, l'occhio umano vive forse prima del cuore, il cuore gli sta dietro, prima viene l'occhio e poi il cuore, e questo accade ovviamente a maggior ragione in occasione di queste straordinarie manifestazioni. Vi dicevo comunque più in generale le vacanze dal turismo di massa per arrivare all'acreturismo, non all'agriturismo. L'agriturismo fa parte dell'acreturismo oramai, e vi spiego perché, ma appunto partendo da quei famosi anni 60, sapore di sale, che cosa è accaduto? È accaduto che mentre allora c'era un mese prestabilito che era agosto, in più mettiamoci le brevissime vacanze di Pasqua e di Natale, ma comunque soprattutto il mese di agosto, che era programmato in una maniera un po' da crucchi. Ecco, questa battuta per me non vuole essere cattiva nei confronti di chi in qualche modo ci governa, puntini puntini, però ecco, noi sapevamo che con la chiusura delle fabbriche, con la chiusura degli uffici, con la chiusura delle scuole, e inevitabilmente in quel mese avveniva un fenomeno, un rito quasi propiziatorio, descritto da tantissimi giornalisti e scrittori dell'epoca che appunto erano molto bravi nel farci entrare immaginariamente nell'autostrada e vivere quelle code interminabili, anche mattina presto, che noi eravamo costretti a seguire in un'auto già bollente, perché non esistevano sistemi di raffreddamento come oggi, per arrivare nell'agognata spiaggia o nell'agognato monte prescelto. Tutto questo fa parte di un lontanissimo ricordo. Per tantissimi motivi penso che la maggior parte delle famiglie italiane, anche del nord, oggi come oggi, non è in grado di sostenere proprio economicamente un mese intero dal 1° al 31 anche soltanto in una pensione. Fate un po' il conto voi, ecco, 100 euro al giorno per una famiglia minima, 300 per 30 sono 9.000 euro al mese. Quindi 9.000 euro al mese significherebbe poi da parte della maggioranza
delle famiglie rinunciare in maniera sostanziosa ad altri benefici durante l'anno in varia forma, abbigliamento, arredamento, e lasciamo perdere ovviamente il mettere insieme il pranzo con la cena. Non siamo ancora a questo livello, però l'elemento economico è forte, ma non basta a spiegare tutto questo, perché a me piace sempre, come sapete, parlare di psicologia, in particolare di psicologia sociale. Sarebbe insostenibile oggi un periodo per la maggior parte delle persone, indipendentemente dal costo, un periodo di un mese intero. Passare un mese intero in un posto farebbe scatenare uno sbuffo spaventoso di noia e di nausea. Perché noi ci siamo abituati nella società del nuovo millennio ad un comportamento che ama tutto ciò che è breve. Vedete che anche in televisione noi non riusciamo a stare davanti all'ex tubo catodico più di mezz'ora, un'ora. Ci sono persone che anche per le partite di calcio, che pur amano, non è il mio caso, che pur amano moltissimo, preferiscono ogni tanto spegnere o comunque non guardare, proprio perché già la partita di calcio, che dura quasi 2 ore, diventa insostenibile nonostante il tifo e nonostante, diciamo, la passione generale o il bel vedere, ammesso che ancora ci sia, nel calcio del terzo millennio, di quanto a bel gioco o similare. Ma a parte questo, tralasciando i film che evidentemente devono comunque piacere, per i quali si sono fatte delle scelte che probabilmente passano da altri sistemi che non sono, in gran parte non sono più quelli televisivi, qualsiasi trasmissione diventa noiosa dopo qualche minuto, perché evidentemente non c'è più la capacità di seguire un evento in maniera prolungata. Ecco, quindi il grande successo di Facebook, che ti propone i vari post che durano anche, ammesso parlando di video, soltanto qualche minuto e dopo si passa a quello successivo. Ecco, questo gusto del cambiamento, del mutamento, del rapido, del fast food, ecco, del fast mind, poi si riverbera in tutto nella nostra società, no? Dall'amore alla vita sportiva, vissuta e non guardata, per arrivare a qualsiasi realtà. Quindi i 30 giorni sarebbero veramente interminabili, cioè dopo 10-15 giorni assisteremo anche da parte dei giovani e di giovani che magari non hanno ancora visto il mare o non sono andati ancora in escursione alpina, ma la loro prima volta, assisteremo appunto a una forma di forte isteria guidata proprio dalla stanchezza nei confronti del fenomeno. Tranne rare eccezioni, si intende. L'eccezione conferma la regola. Ecco, tutto questo ci dà da pensare, ecco, sul cambiamento di questo turismo, che non è più un turismo di massa, dove la massa evidentemente seguiva un certo cliché, un certo gusto. C'era appunto una volta il dispiacere di dover lasciare il luogo di vacanza, e ancora negli ultimi giorni si cercava disperatamente, insomma, di confermare o farsi confermare qualche giorno in più per tantissimi motivi. Con tutto questo non accade più, ma la trasformazione del turismo in un mordi e fuggi generale, che certamente state attenti proprio a come tutte le cose si collegano fra di loro. Complice il mutamento davvero vistoso del tempo atmosferico, laddove anche quest'anno abbiamo assistito ad un inverno relativamente mite, l'anno scorso e l'altro anno ancora di più, ma insomma un inverno mite, dove è possibile andare, non dico a fare il bagno, ma a passeggiare tranquillamente al mare con un golfino addosso, e una primavera estremamente capricciosa, dove non si sa più che cosa mettersi addosso, un'estate è iniziata male, adesso vedremo. In ogni caso
avete sentito le alluvioni disastrose che ci sono state a Cogne e in Val d'Aosta e in Piemonte, che costringono a dei comportamenti altro che mordi e fuggi, insomma. Mordi, fuggi e ti viene il mal di fegato. Di là della bambina che ho sentito oggi intervistata dalla Rai, che diceva: ma che bello salire sull'elicottero. Vabbè, ci siamo cascati tutti in questa trappola, no? Nel dolore provare dietro il piacere. Voluptas dolendi, diceva quel famoso scrittore. Allora, mordi e fuggi, ma come voi potete mettermi sulla piattaforma della polemica che stiamo intavolando? Ci sono gli agriturismi oggi come oggi. Gli agriturismi hanno un grandissimo successo. L'agriturismo è un po' la forma di turismo per una settimana, non di più certo, in cui ce la godiamo alla grande, mangiamo a chilometri zero, le cose più buone del mondo, siamo in qualsiasi contesto, pianura, collina, montagna, centro turistico, mare, eccetera, eccetera, e quindi anche, ovviamente non è ancora parlato, dopo trasferimenti aerei che ci permettono di raggiungere i posti più lontani. Questo è un'altra grossa questione, cioè è diminuito il periodo di vacanza, però sono aumentati i chilometri che sono percorribili in pochissimo tempo, e allora i giovani si chiedono appunto: ma se io posso andare alle isole Baleari in 3 ore, perché devo andare in Toscana che ce ne metto con la coda 4-5? Va bene, d'accordo, questo dilata la possibilità di conoscere spazialmente e diminuisce la possibilità di conoscere realmente le cose, perché se io passo 4 giorni alle isole Baleari non avrò visitato le isole Baleari, avrò visto, occhieggiato qualcosa che assomiglia alle isole Baleari in fretta e furia. Ma a parte questo, perché l'agriturismo rischia a volte di essere acreturismo? Non agri, ma acreturismo, cioè turismo amaro. Beh, per tantissimi motivi. Non tutte le persone, anche i giovani, amano mangiare come dei porci, mentre spesso e volentieri i gestori dell'agriturismo propongono delle tavole imbandite, perché dice: ma magari non possiamo offrire vista mare, la camera vista mare, offriamo loro dei cibi meravigliosi che così si ingozzano, no? Vivono la grande la gran buffo di Ugo Tognazzi, no? E quindi c'è la possibilità di far vibrare la carne fino al piacere, all'orgasmo dell'ingerire i cibi più interessanti, più gustosi, più piccanti di questo mondo, no? Ecco, naturalmente con relative indigestioni e quant'altro. Non lo dico io perché soffro di stomaco, però ho visto persone vantarsi di poter mangiare di tutto e trasformare la loro faccia in un biancume cereo semplicemente perché avevano ingerito una quantità eccessiva di salsicce ben confezionate, si intende, non da festa dei noantri. Quindi, se perfino l'agriturismo diventa acreturismo, Dio, davvero, chi ci può realmente salvare? Chi ancora ci permette di godere quella felicità assoluta che era tipica della nostra infanzia, della nostra adolescenza, della nostra gioventù? Quando andavamo nella tal pensioncina, nel tal alberghetto, del tal lido, della tale stazione marittima, e vivevamo intensamente quella giornata. Quelle giornate non erano fatte di 24 ore, erano fatte di 48, di 70 ore. E immaginate moltiplicato per 30. E immaginate come chi poteva utilizzare in assoluto plein air e senza telefonini, senza barbarie ultramoderna, naturalmente tecnologica molto moderna, azzerando completamente i rapporti con chi stava a casa e mandando semplicemente, ricorderete, la mitica cartolina di metà vacanza, dove appunto le firme non si contavano più perché non ci stavano più, perché volevamo far firmare tutti. Questo era amore, signori, questo era amore.
basta, i santi di luglio. I santi di luglio sono tantissimi, non voglio ricordarli tutti, fanno parte di una serie di tradizioni religiose che il mondo italofono conserva nonostante tutto, con feste le più varie, una per tutti Santa Rosalia a luglio, vero, di Palermo, forse la più bella festa dedicata a un santo di tutta Italia, e se lo dice un leghista vuol dire che è vero. Ma io vi voglio ricordare oggi il beato Antonio Rosmini, che è stato il papà del federalismo italiano assieme a Gioberti e a Cattaneo. Lui era trentino, ma appunto era morto a Stresa un certo 1° luglio, e perché a Stresa aveva fondato la sua scuola, praticamente, che era una scuola non solo di religione ma anche di politica. Voleva un'Italia federale, non credeva nell'Italia centralizzata, e noi dovremmo rileggere assolutamente i suoi scritti politici per riuscire a capire cosa fare oggi come oggi, dopo il successo dell'autonomia differenziata. Rosmini era comunque una mente grandissima, per dare un paragone oggi potremmo pensare a Papa Ratzinger, che tra l'altro amava Rosmini da morire. La seconda santa è Maria Maddalena, la santa del peccato per eccellenza, o legata per semantica quasi oserei dire mitologica appunto alla questione del peccato, ma in realtà appunto così vicina a una sensibilità cristiana appunto della colpa e della guarigione dalla colpa stessa. Allora arriva notizia che Paolo si trova in mezzo al traffico, quindi ancora bisogna concedergli un 5-10 minuti. Noi allora andiamo avanti con questo discorso. Allora riprendiamo un attimo Rosmini. Antonio Rosmini era nato a Rovereto, ma adesso dobbiamo fare la pausa jingle, come suggerisce il grande regista. A dopo. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Andrea, a te di nuovo la linea. Grazie. Allora, davvero, vedo che il beato, se esiste questa dimensione della beatitudine della semisantità, che agisce anche post mortem in maniera sostanziosa, ci sta regalando qualche minuto in più in suo onore. Rileggete gli scritti politici di Rosmini, perché lui propone una confederazione di stati italiani, ritenendo assurda l'idea di un centralismo che pur avrebbe fatto capo a Roma. Quindi il federalismo rosminiano, così ben cadenzato, perché lui conosceva benissimo Rosmini, aveva studiato, sapete dove? Al Sacro Calvario di Domodossola, perché lui si era trasferito appunto in giovane età dal Trentino in un'altra terra così a vocazione autonomistica come la Val d'Ossola. Nel Sacro Calvario, che ancora oggi è visitabile, ecco, nella capitale ossolana, Domodossola, lui aveva studiato tantissimo, non solo appunto la teologia, che tra l'altro era comunque di ispirazione kantiana, lo ricordiamo, ma anche la metapolitica, ed era arrivata a delle interessanti conclusioni che non sono neanche quelle di Gioberti, perché Gioberti, suo coetaneo, riteneva che comunque il Papa dovesse comandare. Rosmini non era d'accordo, cioè c'era comunque una forma di laicità di fondo che permetteva, pur avendo un ruolo certamente la Chiesa, non poteva che, secondo Rosmini, averlo in maniera sostanziale, ma un ruolo di uno Stato federale che riconosceva appunto le differenze fra le varie identità e lasciava a ciascuno la possibilità di continuare a coltivare. Non era ancora stato attuato il Risorgimento, perché stiamo parlando in questo senso.
anche post risorgimento, attuare questa libertà, questa forma di libertà. E quindi è bello celebrare oggi non solo il semisanto, ma proprio il pensatore Rosmini, no? Un trentino di una profondità di pensiero davvero incredibile, che aveva la possibilità di esprimere una gamma straordinaria di concetti concatenati fra di loro. Mi viene in mente anche le 5 piaghe della Santa Chiesa, perché lui aveva individuato già a metà Ottocento quello che non riusciva a funzionare all'interno della Chiesa italiana, della Chiesa romana, romana fra virgolette, insomma, in senso canonico, e aveva proposto già una riforma che certamente nulla aveva a che fare, si badi bene, con il cattobonismo, non ci mancherebbe altro. Manzoni ebbe modo di conoscere Rosmini, ci fu un'osmosi fra questi due personaggi che sono tutti e due interessanti per il modo con cui hanno fatto vibrare le loro credenze e le loro concezioni, sia religiose che politiche. Quindi indubbiamente rileggere Rosmini oggi è una necessità, come suggerisco nel pensiero leghista, nel mio libro, perché per chi effettivamente vuol riuscire a ritrovare il senso ultimo di una scommessa che certamente dovrà andare avanti dopo l'autonomia differenziata e percorrere delle vie ancora tortuose, ma che porteranno a quella forma di maturazione, quasi di redenzione, appunto, di un'italianità che probabilmente, su questo ne abbiamo già parlato tantissime volte, potrebbe riconoscersi anche in una bandiera che nuova, in una bandiera nuova che non rinnega ovviamente il tricolore, ma lo supera in una forma di complessità e di lungimiranza, appunto, un nuovo Stato federale che in qualche modo riesce a trovare quell'equilibrio che in 150, 160, 170 anni non è ancora effettivamente riuscito a trovare. Ed è bello che la festa del Beato Rosmini sia proprio ad inizio di luglio, come dire, adesso che vai in vacanza, perché appunto la vacanza non è più legata ad agosto, lo dicevamo 10-15 minuti fa, chi vuole può andare benissimo senza problemi di lavoro, anche vero, di utenza o di attuazione professionale, può prendersi la classica settimana all'inizio di luglio. È bello appunto invitare tutti quanti, tutte le nostre menti appunto alla rilettura di questo personaggio. Dicevamo Santa Maria Maddalena, dicevamo quella che in qualche modo rappresenta la figura di un peccato redento, quindi siamo al 22 luglio, all'inizio tra l'altro del segno del leone. Su Maddalena, perché di Maddalene ce ne sono tante e la questione è piuttosto spinosa e complessa, è stato scritto molto anche nei libri che hanno avuto successo sul Graal nel decennio tra il 2000 e il 2010. Ricordo una follatissima conferenza a Lissone in cui, anziché parlare quella volta lì di lingue locali o di federalismo, azzardammo appunto un approfondimento del Codice da Vinci, ecco, di Dan Brown, e fu un successone strepitoso. Ecco, appunto, invitammo i principali esperti dell'epoca, eravamo nel 2005, quindi appunto una condizione anche mediatica molto diversa rispetto a quella di oggi. Non c'era ancora Facebook, che probabilmente tra le tante cose che ha creato, come dicevo prima, ha creato anche un pluralismo di condizioni di fatti che limita perfino il successo di un libro che non è più il must assoluto, unico e inarrivabile, ma anche è sicuramente qualcosa d'altro. Intanto, regista, se arrivano notizie, se arrivano delle Non notizie ancora. su Gulisano. Sto chiamando. Pronto? Ecco. Sto chiamando adesso, ancora un attimo di attesa. Sì. Ecco, quindi adesso noi con Paolo parliamo di un libro, Figli di ieri, che sta avendo un certo successo, della professoressa Elisabetta Sala.
L'Elisabetta Sala insegna lettere inglesi, no? Anglofonia e anglomitologia. Eccoci qua, allora Paolo, eccoci, pronto, ci sei Paolo? Ciao Andrea, ben ritrovato. Fantastico, allora, vogliamo parlare di questa signora 50-60enne, quanto mi risulta, ma poca importanza all'età, perché lei ha scritto un piccolo capolavoro che si intitola I figli di ieri. Ecco, io lo sto leggendo, tu l'hai letto. Che cosa possiamo dire? Perché raccomandiamo questo bel romanzo delle edizioni Ares, edizioni su cui già ci siamo soffermati altre volte e vale sempre la pena applaudire le iniziative per i contenuti, per la capacità di stare al passo anche di una modernizzazione pur di un linguaggio che si ispira alla tradizione. Allora, a te la parola Paolo. Grazie Andrea, grazie. Sentivo che già stavi dicendo qualcosa su questa autrice che ha già al suo attivo diversi libri, diversi volumi di saggistica, ma anche romanzi. Elisabetta Sala, milanese, abita a Novate, milanese peraltro, che ha già dato i natali un grande scrittore lombardo italiano che era Giovanni Testori, quindi già c'è degli ottimi precedenti. Elisabetta Sala finora si è occupata del mondo britannico, infatti è, come dire, una specie di mia collega su questi studi sul periodo anche appunto elisabettiano, delle persecuzioni contro i cattolici inglesi. Ha parlato del mistero Shakespeare, no? Chi era veramente Shakespeare, eccetera. Poi ha scritto anche una bellissima biografia di Tolstoi, come tutti i geni è poliedrica, quindi ama molto la cultura britannica, ma anche quella russa. E adesso è tornata, aveva già dato prova di sé come romanziera, ma ha scritto un romanzo che è davvero un capolavoro. Forse se l'avesse pubblicato con qualche casa editrice molto mainstream sarebbe già candidata al Bancarella, Strega e quant'altro, ma l'ha pubblicata per una casa editrice peraltro eccellente come Ares, che ha già, come dire, tra i suoi autori il più famoso di tutti Eugenio Corti, un genio anche qua del Novecento, un mancato premio Nobel per la letteratura, avrebbe meritato il premio Nobel per la letteratura questo grande scrittore brianzolo di Besana Brianza. Ecco, quindi questa casa editrice Ares, la casa editrice di Cesare Cavalleri, che è mancato quasi 2 anni fa, ma Elisabetta ha scritto questo romanzo, entriamo subito nel vivo di quest'opera, un romanzo straordinario, allontanandosi anche da quelli che sono i suoi terreni consueti, appunto il mondo britannico, la storia, eccetera. È un romanzo ambientato nella Milano degli anni 70, la Milano degli anni di piombo. È la storia di ragazzi, infatti il titolo Figli di ieri ci dice appunto di quella generazione che in qualche modo è un po' anche la generazione, caro Andrea, mia e tua, cioè nel senso che noi negli anni 70 eravamo anche noi degli adolescenti. Diciamo che tendenzialmente i protagonisti principali sono nati intorno all'anno 55, perché hanno 18 anni, 19 anni quando fanno la maturità, eccetera. Quindi sono quegli anni che insomma che io e tanti altri, compreso tu Andrea, abbiamo vissuto. Gli anni di speranze, di sogni, le chitarre, le illusioni, gli scontri generazionali, ma anche gli scontri politici. La politica dominava la scena, la politica dominava la scuola. Ecco, questi studenti sono studenti di un famoso liceo milanese, il liceo Beccaria, un liceo classico. Quindi noi vediamo un mondo in trasformazione anche dal punto di vista così, il rapporto con la campagna, un'Italia che cambia, che cambiava,
all'inizio degli anni 70, chi si trasferiva in città, appunto uno dei protagonisti è nato in Val Camonica, i suoi genitori sono poveri, sono come dire, appartengono a quella fascia di popolazione montanara che a me è cara, che però faceva veramente fatica a tirare avanti. E allora il miraggio, quasi il sogno, non il sogno americano, più modestamente il sogno milanese, andare a Milano a cercare un lavoro, magari lasciare appunto la vita della campagna, della montagna e diventare un operaio, come succede al papà del protagonista, il quale però appunto è un ragazzo vivace, un ragazzo a cui piace lo studio, si iscrive a questo liceo Beccaria e qui iniziano appunto le vicende che vengono raccontate da Elisabetta Sala. Ecco, tra l'altro io ho avuto modo di parlare con l'autrice e di farle davvero i miei complimenti, e poi appunto chiedendogli come si fosse documentata, perché lei in fondo è un po' più giovane, in quegli anni 70 era un po' più piccola, faceva le medie, e quindi però, ripeto, ha vissuto il clima, gli incontri, gli insegnanti che c'erano. Ecco, nel libro non ci sono solo i ragazzi, anche se veramente la descrizione che fa di questi giovani, di questi adolescenti degli anni 70 è vividissima, sembra veramente di rivivere i discorsi, le emozioni, i sentimenti dei ragazzi di quella generazione, ma ci parla anche degli insegnanti. Lei è un'insegnante, Elisabetta, nella vita, e si è calata perfettamente nella mentalità degli insegnanti anche di quegli anni, insegnanti per lo più marxisti. Si vede anche questo cambio di generazione, questo liceo austero che sfornava professionisti con professori di un certo tipo. La classe anche insegnante cambia e i professori austeri di un tempo che chiedevano che ci si alzasse quando si entrava in classe lasciano il posto a nuove figure di insegnanti amici degli studenti che vogliono essere loro amici, insegnanti che parlano della rivoluzione, che parlano di Fidel Castro, eccetera, eccetera. Quindi veramente è un libro straordinario per chi ha vissuto quegli anni, ma anche per chi non li ha vissuti e vuole capire di più, perché a quegli anni, gli anni di piombo, gli anni delle occupazioni dei licei, e lì non mancano nel libro queste descrizioni, come le descrizioni delle riunioni dei collettivi, c'erano queste cose nelle scuole, ma anche chi è più giovane capirà molto di quello che è accaduto dopo, perché a quegli anni di piombo, a quegli anni 70 sono seguiti gli anni della Milano da bere, no? Dell'edonismo, l'arrivo di un altro tipo di benessere che non era quello del boom economico, no? Infatti si vede i genitori del protagonista quando tornano a casa, quando tornano in Val Camonica, vengono guardati con ammirazione, si sono fatti la macchina, eccetera, eccetera, ma appunto non era edonismo, era proprio il cercare un benessere, era un faticarselo, era un guadagnarselo, sudandoselo in fabbrica, negli uffici, eccetera. Era quella Milano degli anni 60, del boom economico, che regalava sogni a un'Italia che usciva dalla miseria e così via. E poi appunto gli anni 70, quindi gli anni della rabbia, e poi magari prima o poi bisognerà anche parlare di quegli anni che sono venuti dopo. Ma il romanzo di Elisabetta si ferma lì, si ferma, diciamo così, proprio dopo la maturità di questi ragazzi, di questi protagonisti, che vivono la loro rabbia, che vivono le loro speranze, e a un certo punto il libro diventa quasi un giallo. La trama ha anche dei colpi di scena, si verificano dei fatti anche così, diciamo così, drammatici, e il libro dà storia di una generazione,
storie di ragazzi, storie dei primi innamoramenti, eccetera, diventa anche ripeto, quasi un giallo, quasi un noir, meglio il termine noir, diventa un noir drammatico, perché ecco, la quotidianità è fatta anche di piccole grandi tragedie. E Elisabetta Sala davvero è abilissima nel descrivere tutto questo, nello stile e anche nella trama. Io, come dire, non so tu Andrea, ma un po' deluso da quella che è la letteratura, la narrativa italiana contemporanea. Negli scorsi anni c'era anche magari in una letteratura, potremmo dire anche non eccessivamente impegnata. Mi vengono così in mente in questo momento Fruttero e Lucentini, appunto, visto che abbiamo parlato di noir, con i loro noir straordinari che non avevano niente da invidiare alla narrativa mainstream. Ma oggi si fa davvero fatica a trovare dei bei romanzi, dei romanzi avvincenti, dei romanzi scritti bene. Ecco, quindi Elisabetta è straordinaria dal punto di vista stilistico, dal punto di vista dei contenuti, dal punto di vista della trama. Per cui un romanzo sul quale io mi spendo con convinzione, perché davvero chi cerchi, ecco, anche poi tra un po' magari forse Andrea parleremo anche delle letture estive, faremo dei consigli di letture estive, ma visto che oggi è il 1° luglio, proprio la prima lettura estiva da leggere in montagna, da leggere anche sotto l'ombrellone, ecco, non è una letteratura d'evasione, ma ugualmente per chi volesse leggere questo libro sarà un libro che lascia un segno, che tocca anche il cuore, certo, un libro fatto anche di emozioni e sentimenti ben raccontati, cioè non è sentimentale, ma allo stesso tempo arriva nella profondità dei sentimenti, della psicologia dei personaggi, eccetera. La copertina. Perfetto, Paolo, io sto mostrando la copertina a tutti, Figli di ieri, edizioni Ares. Guardate la copertina a sfondo bianco con il titolo in rosso, Figli di ieri, edizioni Ares. Sto mostrando per far capire anche ai nostri esploratori di quello che stiamo parlando. Per essere precisi, costa una ventina di euro. Le pagine sono 312, ma ventina di euro davvero ben spesi, perché davvero hai ragione tu e sono perfettamente d'accordo. Le nostre librerie sono intasate di produzioni narrative sia straniere fra virgolette, che non è una bellissima parola, che italofone, davvero scadenti, davvero scadenti. Il terzo millennio non ha prodotto niente di veramente interessante, paragonabile a un Gadda, a un Bontempelli, ma neanche ad autori di formazione marxista come Moravi e Pasolini, che pur nelle loro aberrazioni avevano qualcosa da dire. Qua l'impressione è che anche i giovani che si affacciano alla letteratura non abbiano più nulla da mostrare realmente. Poi il mercato americano veramente ci ha nauseato. E tutto questo poi ha influenzato anche quello che è poi stata l'insieme delle scelte dei nostri autori. Purtroppo, ecco, anche autori lombardi, piemontesi, veneti, che non riescono più a eguagliare come tono, come capacità di trama, quindi quello che si diceva il plot, no? Gli autori del secolo scorso. Invece non è così per la nostra Elisabetta Sala, Figli di ieri. Tra l'altro, nella prima parte del libro si sente, cioè si legge, e par di sentirlo, il dialetto sempre per virgolette, perché è una lingua, lo sappiamo noi di RL, della Val Camonica, dell'Alta Valle Camonica. E come un noto personaggio anche televisivo come Liloni, Franco Liloni, nelle sue bellissime trasmissioni Rebelot, su canale mi sembra 18, poi adesso c'è stato uno sfassamento di canali ultimamente che non ci permette di essere alla page, però insomma Franco Liloni ha sempre spiegato che la lingua camuna, che tra l'altro è legata proprio come radici antiche alla civiltà camuna, no? Quella che poi
sta pure iconicamente, seppur in maniera un po' dibattuta e non accettata da tutti, alla base della bandiera della regione. Comunque il mondo camuno è un mondo che non è né bergamasco né bresciano, ha una sua propria identità assoluta. L'altro giorno, Paolo, si parlava delle isole Shetland, no? Io non mi meraviglierei se la Camunia, cioè la Val Camonica, chiedesse una forma di autonomia, non mi meraviglierei. E queste parole di questi ragazzi dell'Alta Val Camonica sono delle cantoni. Cosa dici, Paolo? Certo, no, anche questa scelta, che non è stata così un semplice vezzo, no? Ma una scelta di realismo narrativo che dà al raccontare come dire, non uno spirito naif, no? Appunto, a volte ci sono, in fondo Montalbano, o meglio Camilleri ce l'ha insegnato, l'inserimento di parole siciliane non era fine a se stesso, ed è stato gratitissimo dai tanti lettori di Camilleri. Allo stesso modo c'è appunto i Camuni di questo romanzo parlano giustamente, e Elisabetta mette in evidenza anche gli accenti stessi, o le parole dialettali, o proprio mette l'accento sulla E aperta di appartamento, che appunto così uno correttamente legge appartamento, perché questo è quello che e questo è il modo in cui parlavano. Appunto avevano lasciato la casetta di montagna e a Milano avevano trovato l'appartamento, e quindi anche questo è ulteriormente accresce il valore anche proprio culturale del libro. Cioè, è un libro vivido, è un libro fatto di carne e sangue, e appunto è anche della lingua, che parte appunto dalla carne e del sangue di un popolo. Ecco, io ho citato qualcuno dei grandi scrittori, ma non necessariamente lombardi, a parte Gadda. Vorrei ripassare mentalmente, e tu hai citato Testori, che è un altro personaggio straordinario, appunto, l'Ambleto, tantissime altre, il Dio di Roserio. Adesso sto rileggendomi appunto la cittadina alle porte di Milano, appunto, che produceva fenomeni sportivi, eccetera. Ma io citerei anche Santucci, che rappresenta un po' un filone più decisamente cristiano all'interno della storia della letteratura lombarda, e citerei anche Vigevani, Alberto Vigevani, Un'estate al lago soprattutto. C'è degli autori che vanno riscoperti, perché i nostri ragazzi pensano che la Lombardia, che si affacciano al liceo, pensano che la Lombardia, a parte Manzoni, non abbia prodotto nessuno scrittore, nessuna scrittrice interessante. Invece c'è davvero da andare a rilanciare tantissima roba. Io sto lavorando su un nuovo libro, non solo su questo, ma perché sono un po' anch'io come te dispersivo, ma non vuole essere un'offesa, cioè tu sei tanta roba e colpisci sempre nel segno, però sto lavorando su un po' la letteratura del nord Italia, in particolare lombarda, del Novecento, perché avevo fatto appunto quella storia della letteratura padana fino all'800. Certo, Andrea, mi raccomando il mio amato Morselli, di cui abbiamo parlato anche qualche mese fa. Bravissimo. C'è tanto. Morselli è un genio, secondo me. Poi poverino, appunto, ne abbiamo parlato, suicida perché non riusciva a trovare, era stato denigrato e mortificato da Italo Calvino, un personaggio molto discutibile, secondo me. Italo Calvino, molto discutibile. Siamo alla fine. Allora,
ci risentiamo presto, anche per, come dicevi tu, i consigli sotto l'ombrellone, si diceva una volta. Peccato che sotto l'ombrellone non ci sta più nessuno, perché dopo 4 nuotate la gente va a visitare qualcosa d'altro. Ecco, sì. no, perché ho parlato, Paolo, delle vacanze, dei cambiamenti delle vacanze, dall'esodo di massa all'acreturismo, non all'agriturismo, all'acreturismo. Va bene, dai. Allora, ci sentiamo presto, grazie di tutto. Ricordo i figli di ieri, edizioni Ares, Elisabetta Sala, Euro 20, 300 e rotti pagine, da leggere con grande piacere. Un grande abbraccio a tutti, Venezia risorga, risorga Venezia per sempre. A risentirci. Avete ascoltato Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni.